Mister Infantino, domani una trasferta sicuramente impegnativa per il Favara, va in terra calabra per incontrare la Vibonese che ad inizio di campionato era una delle pretendenti al titolo e a questo punto del campionato si trova in zona play-off, quindi diciamo in una buona posizione. Ma la Vibonese non la scopro io, credo che è stata sempre hanno costruito sempre squadre importanti per questo girone, hanno puntato sempre il ritorno nei professionisti. Zeppi Pucaffo vuole vincere, hanno un grande allenatore, un grande direttore sportivo, hanno costruito una squadra funzionale all'idea che ha l'allenatore, però dall'altro canto c'è un'altra squadra che ha bisogno di punti. Andiamo lì a fare la nostra partita come abbiamo fatto sempre, la nostra mentalità, con la nostra voglia di essere protagonisti in campo, e poi chi meriterà di vincere, chi sarà più bravo, perché sarà una partita a scacchi, credo che farà un passo importante verso l'obiettivo che ognuno di noi ha. Favara non è da meno, si presenta in Calabria con una serie positiva tutta nel girone di ritorno e con il portiere Scuffia che non ha preso ancora nessun gol, quindi anche loro devono temere il Favara. Ma io questo discorso sono un po' scaramantico su questo, quando si parla di gol subiti, credo che per scaramanzia non abbiamo mai preso questo discorso, perché facciamo questo mestiere da tanti anni, allora certe volte c'è anche una piccola scaramanzia da portare avanti, però ci fa piacere, vuol dire che i ragazzi stanno lavorando in un certo modo. Non è facile in questo campionato molto livellato, però speriamo di continuare questa striscia, soprattutto di risultati più che di gol subiti o gol non subiti. A noi non è importante, è importante portare punti a casa, perché credo che dobbiamo continuare a scalare questa classifica, perché vedete dietro corrono e noi vorremmo mantenere anche questa posizione e questo distacco dalla sest'ultima. E a proposito di lavoro, che settimana è stata in preparazione della gara di domani e soprattutto stamattina, come al solito il sabato, l'allenamento di rifinitura, se ci sono state delle indicazioni utili per l'allenatore? No, ma tutti gli allenamenti servono per confermare l'idea che abbiamo studiato l'avversario, sappiamo le qualità che ha, ma sappiamo anche che hanno dei punti deboli e noi dobbiamo limitare le tante qualità che hanno e colpirli dove noi pensiamo che ci possono lasciare degli spazi dove possiamo fare la nostra partita e cercare di dargli fastidio. Mister, come vede oggi ha degli spettatori, anzi dei colleghi giornalisti d'eccezione. C'è la classe dell'Albero, il giornale che è diretto anche dal responsabile della comunicazione del Castrum Favara. Che cosa dice a questi giovani giornalisti in erba, se magari vogliono anche loro seguire lo sport e il calcio in particolare? Ma sì, sicuramente ci deve essere grande passione, si deve fare qualsiasi cosa, ci vuole passione, entusiasmo, preparazione. Io credo che tanti giornalisti dovrebbero fare il corso di allenatore per capire cosa succede in campo. Tutti i lavori ci vuole competenza, ci vuole preparazione, ci vuole passione, ci vuole entusiasmo. Io credo che per l'attenzione che c'è già hanno un buon passo, già sono a buon punto, perché credo che quando c'è attenzione, quando c'è curiosità, credo che si può fare un buon lavoro.